Omicidio-suicidio alla Monna. Poco prima dell'orrore la madre del 17enne aveva denunciato il marito con il quale era separata per le violenze subite, tensione alle stelle in casa, poi la furia dell'uomo si è abbattuta sul ragazzo. Massacrò a coltellate Vincenza Saracino a Canizzano, il killer resta in Venezuela, il paese sudamericano nega l'estradizione legale della famiglia della vittima, sono ancora sconvolti. Nuova fase di maltempo in arrivo dalle prossime ore fino a venerdì con nubifragi sparsi in tutto il Veneto, allerta arancione per la piena del Po. Per il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, ricostruzioni fantasiose, quelle che vedono l'accordo sul segretario regionale della Lega come candidato governatore. Marcato avverte no a scambi tra Palazzo Balbi e comuni come Venezia e Padova. Lo scontro nel centrodestra anche sulle liste d'attesa e sull'ipotesi commissariamento della sanità dopo l'attacco di Flavio Tosi, duello ieri sera a Ring tra il vice segretario veneto della Lega ed il consigliere regionale di Forza Italia. La salma di Papa Francesco traslata a San Pietro, a Roma dal Veneto tanti volontari della protezione civile ma anche migliaia di giovani che avevano programmato la visita per il giubileo degli adolescenti. Sabato alle 22 su Antenna 3 in esclusiva la finale della Coppa del Re spagnola, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'omicidio-suicidio di Lamon, la ricostruzione della tragedia col passare delle ore ha raggiunto contorni, se possibile, ancora più drammatici. Sentiamo. Dietro al terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l'intera comunità lamonese, le tensioni accumulate da tempo all'interno della famiglia. Martedì pomeriggio Vladislav Gaio, saputo che l'ex moglie si era recata dai carabinieri per denunciarlo per violenza, avrebbe scaricato la sua rabbia dapprima contro il figlio di 17 anni, pugnalandolo a morte, poi avrebbe rivolto contro se stesso una pistola da macellazione, uccidendosi. Una duplice tragedia che assume contorni ancor più inquietanti col passare delle ore, che ha sconvolto la frazione di Oltra, poche case, nemmeno una quarantina di residenti. Non avrei pensato che avesse fatto così. La settimana scorsa ha comprato una moto lì che non c'è neanche la patente, tutto quanto, un 1100 qua via. E non so, lui era uno che voleva essere bello fuori e si vede che era cattivo dentro. Poche auto di passaggio sulla strada che conduce a Lamon. Davanti alla casa dove si è consumato l'orrore una pattuglia dei carabinieri vigila l'area posta sotto sequestro. Qualcuno ha deposto davanti al cancello 2 rose di colore rosa, avvolte da un cellofane intriso di gocce di pioggia che paiono lacrime. Il silenzio spettrale. Non si sentivano mai, io se vedevo lei quando partivo ad andare a lavorare o qualche volta qua giù al bar Ponte Oltra. Sulle salme di Riccardo, di appena 17 anni, e del padre Vladislav, la procura di Belluno ha disposto accertamenti medico-legali. Dall'esito delle autopsie si potrà stabilire con esattezza la dinamica che ha generato l'omicidio-suicidio. Il ragazzo aveva frequentato le scuole dell'obbligo a Lamon, poi, come sovente accade per i giovani di quella comunità, la decisione di proseguire gli studi nella vicina provincia di Trento, a Fiera di Primiero. Ma il percorso scolastico si era interrotto. Riccardo aveva iniziato a lavorare e da poco tempo anche il padre aveva trovato un'occupazione. Ultimamente lavorava anche lui. Altrimenti prima? Prima una volta lavorava e dopo non lavorava e dopo era lei più che sia che si faceva il fondello e tutto quanto. Incredula e sotto shock l'intera comunità. È un momento difficile. Un momento difficilissimo e che mai ci saremmo aspettati di dover vivere. Ovviamente il primo momento è di sconcerto anche per il sindaco e poi subentra la preoccupazione di essere in grado di tutelare la propria comunità. È comprensibilmente scosso il primo cittadino di Lamon. Martedì pomeriggio l'eco di spari si è propagato fin sull'altopiano, squarciando la serenità del paese, incredulo e attonito. I rilievi dei carabinieri nella casetta a 2 piani, proprio all'ingresso della frazione di Oltra, si sono protratti lungamente martedì fino a notte fonda. Il via vai di persone con paesani incessante. Penso che non abbia dormito nessuno questa notte, semplicemente
perché non è qualcosa di spiegabile, non è... di notizie brutte capita di sentirne anche della nostra comunità, ma una cosa del genere una persona non è in grado di spiegarsela, se poi deve anche pensare di spiegarla ai bambini non so come si possa fare, insomma. Perché il pensiero del sindaco è per chi resta, una madre e una figlia dodicenne, private in modo brutale di Riccardo, il loro affetto più caro. È attorno a loro che la comunità si sta stringendo, sospinta dall'iniziativa del primo cittadino e del parroco del paese. Il pensiero adesso è quello di tutelare la privacy di chi è rimasto, cercare di fare in modo che possano vivere il loro dolore e provare a trovare il modo di accompagnare anche i bambini di questa comunità. Nel Trevigiano ora massacrò a coltellate Vincenza Saracino a Canizzano, il killer resta in Venezuela, il paese sudamericano ha negato l'estradizione. L'omicidio il 2 luglio 2024. Vincenza Saracino, 50 anni, è stata uccisa barbaramente a coltellate. Il presunto assassino, Luigi Nasato, 33 anni, con la doppia cittadinanza, è scappato in Venezuela dove verrà processato. La Corte di Cassazione del paese sudamericano ha detto no alla sua estradizione in Italia. È questo l'epilogo di un iter giudiziario iniziato dopo l'identificazione dell'uomo accusato di omicidio volontario a cui la Procura di Treviso aveva aggiunto l'aggravante dei futili motivi. La decisione di negare l'estradizione nel nostro paese, ha spiegato il procuratore della Repubblica Marco Martani, è stata comunicata alle autorità italiane soltanto in queste ore. Il diniego al trasferimento del principale sospettato è legato al suo status di cittadino venezuelano, che viene considerato prevalente rispetto al possesso del passaporto italiano. Un epilogo che è nell'ordine delle cose, ha spiegato Martani. Nell'area Schengen i problemi sono superati dal mandato di arresto europeo, ma ben pochi paesi fuori dall'Europa acconsentono all'estradizione di un proprio cittadino. Le autorità venezuelane si sono limitate a comunicarci l'intenzione di processare Nasato in Venezuela sulla scorta del fascicolo di indagine che trasmetteremo alla locale procura. Se non fosse sufficiente, siamo pronti a predisporre una rogatoria internazionale per far sentire eventuali testi ritenuti fondamentali per l'esito del provvedimento. Le ultime immagini di Vincenza la riprendono in sella alla sua bici proprio accanto al 33enne, insieme percorrono la strada, entrano nel casolare abbandonato in via Maleviste a Canizzano, ma poi ad uscire è solo lui, perché Vincenza è a terra, uccisa con diverse coltellate. Il 33enne è scappato il giorno dopo il delitto, prima aveva fatto tappe in Spagna, poi era volato verso il suo paese d'origine. Movente del delitto sarebbe un risentimento che provava nei confronti della vittima. Nasato è stato scoperto a circa un centinaio di chilometri dalla capitale dagli agenti dell'Interpol. Per lui è scattato l'arresto. La famiglia della vittima è ancora molto provata. Moltissimo. Credo che non abbiano superato ad oggi il trauma e forse non lo supereranno mai. Il fatto che non sia stata concessa l'estradizione era prevedibile, spiega l'avvocato Fadalti. Non è stata una sorpresa. Aspetteremo l'operato della giustizia venezuelana, che per l'appunto dovrebbe celebrare lì il processo. La disciplina processuale è in larga parte simile alla nostra, quella era in vigore fino al 1988, è prevista in linea astratta la costituzione di parte civile, non so quali saranno le determinazioni della famiglia. Una nuova fase di maltempo interesserà il Veneto nei prossimi giorni. Il meteo regionale comunica infatti che fino a venerdì il tempo risulterà a tratti instabile per il passaggio di un paio di impulsi moderatamente perturbati. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specialmente sulle zone centro-occidentali di Prealpi e Pianura, dove potranno risultare localmente intense, con forti rovesci. Sulla base delle previsioni, il centro della Protezione Civile regionale informa che fino alle 16 di domani è stata dichiarata la fase operativa di preallarme arancione per criticità idraulica nel bacino del Po, riferita all'asta del fiume dove è in corso un evento di piena. La criticità idraulica sarà invece gialla per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione Alpone e per il bacino Basso Brenta-Bacchiglione, riferita in quest'ultimo caso al Muson dei Sassi.
Disturbi psichici sempre più presenti negli adolescenti e nei bambini, questo emerge dai dati dell'azienda ospedaliera di Padova. Sono aumentati in modo significativo negli ultimi 4 anni sia gli accessi in pronto soccorso, che poi sono diventati ricoveri ospedalieri, e sia gli accessi in ambulatorio, con prestazioni sempre più numerose. Da tenere conto comunque che il trend era in aumento già precedentemente, sicuramente è ulteriormente aumentato però già prima del 2020. Sempre più minori ricorrono alle cure dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'azienda ospedaliera di Padova, un trend in costante crescita, ma che ha visto l'anno del Covid come spartiacque. Sono molti gli elementi che entrano in merito, sicuramente aspetti legati alla pandemia da Covid-19 hanno contribuito, in particolare per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze, gli aspetti legati alle limitazioni delle relazioni e l'aumento delle relazioni virtuali, vorrei dire, rispetto all'uso di social e tecnologie, che sono stati utilissimi all'inizio della pandemia per mantenere i rapporti e rimanere connessi, e dopo però abbiamo visto anche da qualche nostra ricerca che sono rimasti la modalità maggiormente utilizzata per rimanere in contatto. Nel 2024 sono stati 179 i ricoveri, la degenza media è stata di 22 giorni, l'età media dei pazienti presi in carico è stata di 14 anni e mezzo. Sono state seguite soprattutto le femmine, l'85%. Attivo in reparto anche il servizio ambulatoriale del Centro regionale per l'incongruenza di genere, che segue 50 pazienti da tutta Italia. Da pochi anni è stato istituito un centro di riferimento regionale coordinato dal professor Garolla, proprio dedicato ai percorsi di affermazione di genere, e dentro la collaborazione multidisciplinare è nato poi il nostro ambulatorio, che si occupa appunto di accompagnare le persone nel percorso di affermazione di genere. Per accedere alla terapia ormonale affermativa è necessaria una relazione, e noi quindi ci occupiamo di questa parte qui, ma anche proprio dell'accompagnamento. La politica, ora fervono le trattative nel centrodestra per il nome del candidato per il dopo Zaia. Il nome di Alberto Stefani come candidato del centrodestra alle prossime regionali sembra mettere d'accordo Lega e Fratelli d'Italia. Le voci si rincorrono ormai dal 9 di aprile, dopo che la Consulta ha messo la pietra tombale sul terzo mandato di Luca Zaia. Il condizionale però è d'obbligo, non c'è nulla di certo, e prima di avere una prova ci vogliono almeno 3 indizi, come si dice. Non commetto ricostruzioni fantasiose, prive di qualsivoglia fondamento. La risposta tranchant di Luca De Carlo, coordinatore regionale veneto di Fratelli d'Italia, che frena ogni pettegolezzo. Anche dal Carroccio nessuna conferma. Sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi sui giornali, e che ci sarebbe, in cambio della candidatura di Alberto Stefani, le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta, e sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti, e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che, insomma, un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega, e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Se la Lega non vuole cedere ai compromessi regalando i sindaci delle città capoluogo, dal partito di Giorgia Meloni nessuna parola sulla situazione della possibile trattativa. Il futuro della regione non deve intrecciarsi con le dinamiche romane, prosegue poi Roberto Marcato, fedele allo spirito leghista, legato esclusivamente al territorio. Noi non dobbiamo preoccuparci di garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca
Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega. Io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla. E lo scontro nel centrodestra in Veneto è anche sulle liste d'attesa e sull'ipotesi del commissariamento della sanità dopo l'attacco di Flavio Tosi. Duello ieri sera a Ring tra il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisane ed il consigliere regionale di Forza Italia Fabrizio Boron. Flavio Tosi ormai c'era scritto in testa che ce l'ha a morte col presidente Zaia, cosa vuole che lo facciamo? Gli daremo una medicina e lo faremo stare un attimo calmo, però perché ogni questione diventa un pretesto per attaccare la sanità del Veneto, sapendo che la sanità è uno dei temi a cui le persone più tengono, perché quando sei malato purtroppo hai solo quel pensiero in testa e la salute ovviamente diventa tutto, ed è anche uno dei temi più facili sui quali fare campagna elettorale. Mi dispiace perché Flavio Tosi io l'ho conosciuto, l'ho stimato e apprezzato come un politico capace, un amministratore capace, una persona con visione. Ultimamente vederlo ridotto così a me dispiace più per lui che per me, sinceramente. Non vorrei che fosse una senescenza, ecco, con dei tratti problematici in avanti. Gli dico di fermarsi, di stare tranquillo, prima o poi avremo la data delle elezioni regionali e lì faremo la campagna elettorale tranquillamente. Sentire parlare di se uno sta male, se uno è così, gli daremo una medicina, mi verrebbe da dire, e allora al collega e amico Barbisane, se c'è qualcosa che non sono d'accordo di lui, gli darò una medicina così si calma, no? Ecco, mi pare anche un modo un po' poco rispettoso di parlare di un contesto politico che può essere visto di Flavio Tosi. Guarda, il problema è che non ti ho mai sentito parlare così, e se parli così vuol dire che proprio ti ha colpito nel segno, perché parlare di una persona, hai capito, di una persona di fronte, quando non sei d'accordo, dire gli daremo una medicina, io credo, guarda, potrei pensare la stessa cosa tua, cioè darti una medicina quando non sono d'accordo con te, ma invece ho molto rispetto dell'avversario, dell'amico, di chi mi sta dall'altra parte, ho molto rispetto e cerco di parlare tecnicamente del problema. A me non fa piacere che ci sia il problema delle liste d'attesa, non fa piacere se dovesse arrivare un commissario. Io dico solo oggettivamente quello che è accaduto. È stato fatto un decreto liste d'attesa, sono state messe a disposizione centinaia di milioni, è stato votato favorevolmente perché andava bene prendere i soldi per le liste d'attesa, poi se arriva il problema allora non va più bene. Cioè, il problema è, a volte, insomma, ci si fa male da soli, insomma, no? Quando era il momento, perché non si è detto che non andava bene? Perché non si è detto che non andava bene? Ma guarda che nessuno ha mai negato la questione, non è che siete arrivati voi a parlare di un problema che non esisteva. Però quando è stato votato il decreto e sono arrivati i soldi per le liste d'attesa, hai due cose da fare: o prendi i soldi e risolvi il problema, oppure se non lo risolvi il decreto ti mando il commissario. Guarda, i soldi sono stati presi e una parte dei problemi delle liste d'attesa è stato risolto. Non tutto, ovviamente. Io non ho mai negato il tema, Fabrizio, ma ti pare? Io vivo in questo mondo insieme a te, conosco anch'io le persone in attesa. La salma di Papa Francesco traslata a San Pietro, a Roma dal Veneto tanti volontari della protezione civile per garantire l'ordine, ma anche migliaia di giovani che avevano programmato in questi giorni la visita per il giubileo degli adolescenti. Portare aiuto per essere impegnati nell'assistenza alla popolazione dei pellegrini che si stanno raggiungendo Roma per le esequie del Santo Padre. Era stato annunciato dalla Regione e dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Veneto era pronto a partire e così è. I volontari della Marca Trevigiana in prima fila, già arrivati a Roma per gestire e controllare il flusso di pellegrini, fedeli e curiosi che giungeranno in città per le esequie di Papa Francesco. È partito il primo contingente della Protezione Civile della provincia
provincia di Treviso, è composto da un caposquadra più 3 volontari. Nelle prossime ore saranno in arrivo al campo base che è situato a Roma Centocelle. Questo primo contingente rientrerà domenica 27 in giornata e da domenica 27 fino al 15 di maggio per il momento, e questa è l'indicazione che ci viene richiesta dal Dipartimento, ci sarà un'alternanza di volontari con una squadra sempre composta da 4 uomini ogni 3 giorni. Da Roma a Treviso, in città porte aperte in prefettura, per lasciare un messaggio di cordoglio, un pensiero, un ringraziamento per il Papa. A Roma in questi giorni per il Giubileo degli adolescenti saranno presenti 3.000 ragazzi e ragazze da tutta la diocesi che, zaino in spalla, erano pronti a partecipare all'evento a loro dedicato e alla messa conclusiva del pellegrinaggio con la canonizzazione di Carlo Acutis, il primo santo millennial morto nel 2006 a 15 anni, nonché la possibilità e la speranza di incontrare anche Papa Francesco, occasione che si rivelerà un momento di sentita partecipazione alle sue esequie. Ed ora lo sport calcio, sabato alle 22 su Antenna 3 in esclusiva la finale della Coppa del Re spagnola, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Il campo è pronto, l'attesa sta per finire, la partita delle partite, Barcellona contro Real Madrid per la 123esima Coppa del Re è su Antenna 3, sabato 26 aprile alle 22. Un'esclusiva Media Nord-Est per l'ultimo atto con le rivali di sempre del calcio spagnolo e mondiale. Emozione e suggestioni tutte da vivere perché in una gara così non c'è nulla di scritto. Il favorito Barcellona a caccia del triplete arriva alla prima finale della stagione senza il cannoniere Lewandowski infortunato, ma Flick può schierare Rafinha, Yamal e Torres per supplire all'assenza della sua stella. Mentre i Blancos arrivano all'appuntamento di Siviglia con la voglia di riscatto, vendetta per la sconfitta in Supercoppa e per l'eliminazione in Champions. In una stagione complicata, Mbappé, Vinicius e Rodrigo vogliono regalare ad Ancelotti la soddisfazione della Coppa, mentre inseguono i Blaugrana in campionato. Insomma, non c'è pronostico che tenga, in ballo c'è la rivalità più accesa del calcio e a parlare saranno soltanto i gol. Barcellona contro Real Madrid sabato 26 aprile alle 22 in esclusiva su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo.